Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare del famoso cellulare. Allora, tante persone dicono che il cellulare è una cosa buona e tante persone dicono che il cellulare è una cosa che ha rovinato il mondo, che non ci sta più dialogo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in effetti 173, da quel famoso Cooper, Martin Cooper più o meno, così mi ricordo, della Motorola, che se vi ricordate ragazzi il cellulare era quello di 4,5 kg che era una pistola che tu portavi nel lato, che poi hanno fatto pure il foderino, ma quella era una pistola più o meno che ti portavi appresso, e quando aprivi lo sportello era come se avevi la cabina, diciamo, vicina all'orecchio. Però poi con l'evoluzione il cellulare è diventato sempre più social, quindi però guardiamoci chiaro, bello napoletanamente, no? In effetti ha rovinato i rapporti con le persone. C'è gente addirittura che ne so, a tavola, ragazzi, sicuramente è capitato a tutti quanti. Andiamo a mangiare al ristorante, tutti quanti, 5-6 di noi, puntualmente, tutti quanti, pure cellulare in mano. Uno mangia pulite così, chi lo mangia così. Addirittura ci sono state persone che hanno mandato su WhatsApp a papà, papà, mi passo il sale. Cioè, bastava chiederlo a papà. Quindi diciamo che in effetti i ragazzi si è perso proprio l'abitudine di stare a tavola e di dialogare. Pensate che figlio manda il messaggio a WhatsApp quando c'è il padre di fronte, mi passa il sale, mi passa la forchetta, cioè è diventata pure una cosa veramente scema. Quindi diciamo che ci ha quasi rovinato. Io mi ricordo perlomeno quando sono diciamo cresciuto io, volevi l'amico, andavi a bussarlo, volevi l'amica, l'andava a bussare e più o meno poi si organizzava, poi facevamo gli appuntamenti e poi ci trovavamo. Invece ma no, ma poi la cosa più strana, no? Che poi tutti quanti siamo uno più scemo degli altri, perché a volte io pure io vado sul cellulare, no? E guardo che tempo fa oggi, dico io, no? Ma Isaac per dire che tempo fa, no? Voglio vedere se ci stai solo sul cellulare, ma perché se ti alzi e vai fuori alla finestra e vedi, non vai prima? Cioè, questa è proprio una cosa ridicola al finale. Quindi diciamo che il cellulare da una parte è buono perché se uno non si sente male, non si sente bene, e vabbè ci sta pure, quindi può salvarti la vita se stai solo, e questo qua è una grande cosa, quindi è una buona tecnologia. Però vedere persone che stanno a tavola, sei di loro, e tutti quanti con la testa con la capa abbassata, e tutti quanti che scrivono con WhatsApp, Messenger, Facebook, qualcuno ti arriva un messaggio, mi passa un saluto, tieni a fianco a te. E tu dici, ma tu mi fai pazzo a me? Cioè tu mi mandi un messaggio, se mai tuo fratello sta di fronte a te. Cioè, è capitato ragazzi, è strana la cosa, ma è capitato, quindi diciamo che questa tecnologia poi è diventata secondo me una scemeria. Cioè alla fine pure la signora di fronte a volte prima ti bussava, tieni un po' di prezzemolo, tieni un po' di basilico, mamma, ti manda un messaggio con WhatsApp, tieni un po' di prezzemolo. Ma chi faceva male si bussò. Cioè, si è persa, diciamo, questa cosa delle persone, in effetti, ragazzi. Cioè, la signora prima veneva, bussava, ti pochi prezzemoli, ti pochi il basilico, e tu glielo davi. Invece mo ti mando un messaggio con WhatsApp, Peppe, ti pochi prezzemoli. Dico, madonna mia. Poi addirittura ho visto gente a Salerno qua camminare col cellulare, scrivevano, avevano una bevanda in mano e poi l'ho visto prendere in pieno il lampione. Proprio che di cosa film, poi stavo scemo proprio. Cioè, una volta ho visto una ragazza, non so quanti anni aveva, aveva una birra in mano, il cellulare che premeva così, la borsa a tracollo, all'improvviso non ha visto il palo della luce e ci è andato direttamente proprio in pieno, l'ha preso. Cioè, sta mia nipote, ragazzi, senza guardare il cellulare, scrive, io ho detto fammi un messaggio sul cellulare per sfizio. Quella si è girata la testa, si è messo col cellulare in mano, una sola mano, ragazzi. Che cosa vuoi zio Peppe? Uguale me la Madonna. So fenomeno oramai. Mia nipote sa la pozzo pure bendà, quello scrive che basta che ci fai il telefono in mano. Sa dove stanno le lettere, secondo me, è una cosa automatica. Diciamo ragazzi che l'invenzione del cellulare è stata una buona cosa per il fatto che si può salvare la vita, allora
puoi chiamare se ti senti male, queste cose qua sono positive. Ma poi per il resto, ragazzi, è proprio una sciamaria totale. Ho detto a tavola, quello mi cerca mio fratello, passi sale. E poi che la fa? C'era fare una fotografia, lo sale, diciamo, la coppa WhatsApp. O no? No, così pazzi, no, no. Ma pure uno sta sotto al portone, no? Peppe scendi, sto qua. Ma scusa, ma busso di nuovo bottone? No, ma un messaggio coppa WhatsApp. Pure quando ci incontriamo a qualche parte, no? Allora tutti quanti coppa WhatsApp. Vuoi per dove stai? Sto attento a te. Ah, ho perso. Gira e poi ti trova. Cioè, allora ragazzi, diciamo che da una parte è stata una cosa utile, però la parte a me, secondo me, WhatsApp, ma non YouTube, YouTube c'è una cosa sfiziosa, tu vai a vedere un video, ti vedi una cosa strana, una cosa, ma su WhatsApp, su Facebook, capo Facebook tutti quanti dicono, chi lo sa, tutti i fatti a me. Ce l'hai messo tu? Che ti hai mangiato, a che ora hai mangiato, ti hai mangiato un cornetto vegetariano, ti hai mangiato un mercatone, ti hai mangiato, tu scrivi tu l'ancora. E poi ragazzi ogni cosa si mette su Instagram e Facebook, è fisso. Che si fa la comunione, 200 fotografie che si dà la comunione. Che si fa a mangiare un panino, 200 fotografie. È una fissazione ormai. Io sono convinto che prima o poi arriverà qualcuno che quando andrà in bagno farà la fotografia, sono convinto. Non lo so, io non l'ho visto ancora questo, però secondo me prima o poi esce pure sta moda. Che chi va in bagno fa mettere la fotografia quando sta seduto nel bagno, così dice ragazzi, vedete in questo momento qua non mi posso muovere, guardate, sto impegnato. Però ragazzi, purtroppo non sempre la rivoluzione è una cosa buona. Un cellulare, per parte mia, un tassa proprio. Anzi no, lo userei solo per chiamare, ma no WhatsApp, Messenger. Capo puntualmente ogni volta che ho partito Messenger arrivano in catena. Se non manderai questa cosa entro a tuoi evidenti amici, la maledizione di coppia, proprio ti fanno proprio una guerra con pacchi di cellulare. Cioè se non mani che la cosa, mi viene una cosa a me. Allora questa non è una catena, questa è quasi una minaccia. Se non manderai questo messaggio a 20 persone ti succederà qualcosa di male, quindi inviala e sarai fortunato. Ma tu ci fai oggi sì. E ci sta gente che si mette perché da vicinanza a fare, poi 20, e a trovare 20 persone che poi hanno legge pure un messaggio. No, è pazzesco, voglio io. Comunque, ho fatto questo video giusto per dire che cosa ne penso del cellulare, anche se sapete che io con YouTube ci sto sempre, però YouTube è una cosa, Messenger, Facebook, sono cose personali, capi che dico? Cioè tu metti dove vai a mangiare, dove vai, che hai mangiato, tu ce lo metti tu sopra, su Instagram ti mangi un panino, tu, fotografie, tu. Poi se parli con qualcuno, ma come fanno a sapere i fatti rimi? Niente di me. Io scrivo, mettevo qua a Facebook tutti i giorni. Se io fermo un mio amico, dico che ieri sei stato al ristorante, come fai a sapere? Niente di meno, Ricky, ma dove fai? Tu hai messo qua a Facebook. Cioè, perciò ragazzi, è ridicolo questa cosa, quindi il cellulare è buono da una parte, ma malamente da un'altra. Vabbè, vado a mangiare, che qua sono orario. Ci sentiamo dopo, ho fatto questo video perché proprio volevo sfogare con il cellulare, quindi ci sta già fa, non me ne importa, vedo 10, 100, 1000, ma già fa. L'ho fatto un po' in napoletano, però penso che molti di voi hanno capito. Ciao a tutti ragazzi.